Attività in itinere Lions nell'Agrigentino. Ascoltiamo gli esponenti Lions agrigentini Carmelo Vitello, presidente di zona, e Giovanni Celauro, presidente del Lions Club Agrigento Chiaramonte. Due esponenti dei Lions agrigentini, Carmelo Vitello e Giovanni Celauro. Carmelo Vitello è presidente di zona. Quali sono le attività in itinere? Come presidente di zona 27, coordino l'attività di 4 club della città di Agrigento, in modo particolare Agrigento Osti, Agrigento Chiaramonte, Agrigento Valle dei Templi e Zolfare. Coordino quindi l'attività dei club Lions che è rivolta verso la società, verso la sanità, verso l'ambiente, integrando un pochino quello che può essere l'interesse di ognuno dei club per evitare accavallamenti sui vari servizi. In questo momento, oggi, accompagno il dottor Celauro, professor Celauro Giovanni, che è presidente del Club Agrigento Chiaramonte, che ha già svolto diverse iniziative nel sociale e altre ha in programma a breve, che completerà l'anno sociale nel mese di luglio con tutta una serie di attività, di cui alcune fatte e alcune da fare, di cui ci parlerà, credo, ora stesso. Giovanni Celauro, presidente del Lions Club Chiaramonte, quindi il cantiere del Lions Club, le iniziative appena concluse e le altre prossime avventure. Sì, il club Agrigento Chiaramonte ha una storia lunga nel territorio agrigentino. Prima si chiamava Siculiana Eraclea Caporossello, poi con l'ampliamento, con la crescita numerica di soci che provenienti da tutto il territorio, abbiamo preferito cambiare il nome e chiamarlo Agrigento Chiaramonte, che rispecchierebbe la zona dove i Chiaramonte nel passato hanno un po' abitato, colonizzando questa zona. Ora, l'attività che noi svolgiamo è la classica, tipica attività dei Lions. Quest'anno abbiamo incrementato i numeri del club con ben 22 nuovi soci. 18 sono entrati nel mese di settembre, 4 ultimamente nel mese di dicembre durante la festa degli auguri. Un aumento così importante presupponeva sicuramente delle attività che servissero soprattutto ad amalgamare questi soci che spesso non si conoscevano e quindi fare di un gruppo magari sparso una squadra importante capace di incidere e di lavorare sulla solidarietà nel territorio. Le attività sono state tante, abbiamo fatto proprio mirata alla conoscenza tra i soci una gita zafferana, abbiamo fatto una sorta di incontro sociale per conoscerci all'Hotel della Valle dove ognuno ha potuto avere contatti con gli altri in allegria, con una festa importante. Sì. Abbiamo svolto poi il service Un Poster per la Pace, ma abbiamo in programma tante altre iniziative. Uno di questi, entro fine mese, sarà il progetto Martina, che è informazione e formazione per gli studenti affinché possano prevedere un poco oppure in ogni caso premunirsi per combattere eventuali tumori giovanili.